Dei cavalli invece, questo è un weekend con un appuntamento davvero importantissimo e imperdibile, la Fiera dei Cavalli di Verona con 3.000 tra i più belli esemplari al mondo, guardate. L'amore e la passione per il cavallo, un viaggio nel tempo iniziato oltre un secolo fa, qui alla Fiera Cavalli di Verona, giunta alla 114esima edizione e diventata un appuntamento irrinunciabile nel panorama equestre internazionale. Il mondo del cavallo attraverso sport, cultura, passioni e tradizioni c'è proprio tutto. L'indiscusso protagonista di questa kermesse è sicuramente l'amico quadrupede. Ce ne sono più di 2500, appartenenti a più di 60 razze, tra le più prestigiose al mondo. Una fiera dei grandi numeri, oltre 700 gli espositori di ogni settore commerciale provenienti da 25 nazioni, 45 associazioni allevatoriali di cui 10 estere, oltre 160.000 i visitatori. I numeri qui sono veramente ottimi, a dispetto della crisi stiamo andando meglio dell'anno scorso e quindi credo che questo sia un segnale di grande auspicio. Filo conduttore dell'edizione 2012 è il binomio cavallo-territorio, in sella alla riscoperta delle tipicità italiane sia paesaggistiche che enogastronomiche. Il cavallo appassiona anche i politici, ma cosa insegna loro? Io monto da quando ho iniziato a camminare, è una bestia eccezionale, questo è il cavallo più bello del mondo e direi che la coerenza e la fedeltà sono un insegnamento che ci danno quotidianamente. Al tramonto va poi di scena il Gran Galà Sinfonia, che ha tra i protagonisti Mario Luraschi, celeberrimo stuntman in alcuni dei film di Indiana Jones.